sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Proprio quando sono successi i fatti della malattia, che tu lo conoscevi appunto come uomo, che cosa mi puoi dire? Perché ho sentito tante voci e tante interviste ultimamente. Tu cosa mi puoi dire adesso, Michele? In più ti posso aggiungere che conoscendo la bontà dell'uomo, l'ho potuto provare sulla mia pelle, sia per il mio matrimonio, uomo che cercava sempre di risolvere i problemi, era sempre un passo avanti anche rispetto alla Chiesa, nel senso che lui prediligeva i rapporti umani, il contatto umano. Questo suo pregio, alla fine durante la malattia è diventato per lui quasi un incubo, nel senso che non voleva stare da solo e siamo stati vicini a lui in tutti i modi, fino a quando poi il Covid ce l'ha isolato in un ospedale. La più bella cosa che è successa è che neanche il Covid è riuscito a dividerci da lui, perché abbiamo avuto la fortuna di avere un abitante di Premariaco che lavorava in ospedale e siamo riusciti, come dire, a intrufolare all'interno dell'ospedale vicino al nostro prete, una persona che è del nostro comune, che gli voleva bene, e quindi abbiamo avuto l'opportunità e l'occasione di tenergli la mano fino all'ultimo minuto, e questo mi ha fatto piacere a me, ma soprattutto a lui, perché era una persona che sapevo che aveva questo limite e gliel'abbiamo surrogato in questo modo. Anche il Covid non ci ha divisi da lui. Che cosa hai fatto la prima cosa quando tu sei arrivato in reparto e hai saputo che c'era proprio questa persona che tu conoscevi come il tuo Don Pietro, il parroco del tuo paese? Ma prima cosa sono entrata nel box e gli ho preso la mano, gliel'ho stretta. Ovviamente nel reparto Covid il rapporto col paziente era sempre ovviamente un po' distanziato, perché noi avevamo la tuta, avevamo le visiere, avevamo 3 paia di guanti, e quindi il calore umano non poteva passare con 3 paia di guanti. In ogni caso io gli ho preso la mano, gli ho detto: forza Don Pietro, non sei solo, vedrò io di te. E, come prima cosa, poi la sera sono tornata a casa e ho stampato un'immagine della Madonnina del Mare, e il giorno dopo gliel'ho attaccata vicino al letto, e questo è stato il primo gesto che mi è venuto spontaneo fare.